La Lega va avanti indipendentemente da Treviso, ripeto, si può vincere e si può perdere. Quando si crede in un progetto politico si va avanti lo stesso, non è fondamentale avere le amministrazioni. Certo, sarebbe meglio averle, però il progetto politico rimane. Secondo me noi stiamo pagando anche localmente errori che sono stati fatti da altre parti, questa è la verità, quindi la Lega se vuole ripartire deve rivedersi internamente, rilanciare il proprio progetto, comunicarlo meglio ai cittadini perché altrimenti poi ne vanno di mezzo anche bravi sindaci che hanno amministrato bene e che magari rischiano di non avere più quel quid che la Lega portava una volta, ma adesso era il contrario, cioè era il candidato che portava più consenso rispetto a quello che gli portava il partito. Io non credo che ci siano responsabilità a livello locale del PDL, nel senso che qui si è vinto e si è perso assieme negli anni. A livello nazionale spero che qualcosa cambi perché io per esempio sono sempre stato un fautore del fatto che la Lega doveva correre da sola anche a livello nazionale perché purtroppo il nostro progetto politico non viene sorretto da molti soprattutto quando noi vogliamo cambiare le cose in termini di federalismo, quindi spero in una Lega molto più territoriale tipo la Südtiroler Volkspartei in Trentino, molto legata al territorio e che abbia il coraggio di correre da sola.